sono 5 regioni che hanno ricorso contro la legge nazionale, noi pensiamo di essere parte lesa, perché se dovesse saltare la legge nazionale sicuramente si attacca all'autonomia e penso che questo sia corretto, difenderla fino in fondo. Andremo a Roma ad ascoltare il Ministro, ad ascoltare il piano e i progetti che ci sono nei cronoprogrammi per i prossimi mesi, per le prossime settimane, sapendo che in questa fase possiamo eventualmente discutere solo all'interno delle prime 9 materie delle 23. Quello del 3 ottobre a Roma col ministro Calderoli sarà anche l'occasione, ha specificato il governatore veneto, per iniziare a entrare nel vivo della discussione sull'autonomia. La Regione ha già un dossier da presentare. Siamo pronti con un dossier materia per dire cosa vorremmo chiedere, dopodiché si capirà anche quanti saranno le materie, di cosa discuteremo, ma di certo assolutamente con la massima serenità e trasparenza in questa operazione. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del vice premier Tajani sul fatto che il commercio con l'estero debba restare fuori dall'autonomia regionale, Zaia commenta. Penso che l'occasione sarà nel vedere nero su bianco quali saranno poi queste funzioni, non sono materie trasferite ma funzioni delle materie. E quando si vedranno scritte le funzioni probabilmente tutti rivedranno le proprie posizioni, perché stiamo parlando di un progetto corretto e rispettoso della libertà di tutti. Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le dichiarazioni di Tajani sono di una gravità inaudita, così come definisce assolutamente inaccettabile la richiesta del presidente della regione Calabria Occhiuto di fermarsi sull'autonomia differenziata. Sono tutti elementi, continua Marcato, che mi fanno pensare a un cambiamento di pelle di Forza Italia, che non è mai stata autonomista. Nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, il presidente ha parlato del raduno di Pontida il prossimo 6 ottobre, in questi giorni al centro di polemiche per la presenza del premier ungherese Orbán e del leader dei sovranisti olandesi Wilders. Siamo sempre in gran numero, visto e considerato che siamo tanti, quindi riusciamo sempre a riempire il palco. È importante che ci sono due grossi temi, c'è quello dell'autonomia, che è un percorso che noi abbiamo fatto ma a beneficio di tutto il Paese, cioè non è un percorso relegato a un contesto della politica del nostro movimento, e dall'altro c'è il tema dell'open arms e del fatto che c'è un processo aperto a Salvini in qualità di ex ministro degli interni, e quindi penso che si parlerà anche di questo.